Virtus Cagliari, Castelnuovo Scrivia in campo tra pochi istanti. Intanto speriamo di aver risolto qualche inconveniente tecnico con il nostro Andrea Farris. Una sfida che vado a presentare in compagnia del presidente della Virtus Cagliari, Riccardo Fava. 10 sconfitte di fila fino a questo momento, però le ultime due molto diverse dalle altre. Due partite in cui avreste probabilmente meritato la vittoria. Abbiamo dato una svolta, diciamo, al campionato con le ultime due prestazioni, però il punteggio è sempre lo stesso, siamo sempre a 0 punti, però di certo si è notata una voglia di cambiare, una voglia di vincere, che però non siamo riusciti a ottenere, appunto a conquistare la vittoria anche per sfortuna. Sicuramente l'ultima partita la meritavano, le ragazze la meritavano, però per l'ultimo secondo, che c'è stato fatale, abbiamo perso i 2 punti. Con questa partita adesso voglio sperare che le ragazze vogliano iniziare la seconda parte del campionato con una vittoria, anche per fare un Natale tranquillo, insomma. Coach Gianni Montemurro ha portato nuova linfa, segnale del fatto che probabilmente il materiale tecnico non era così scarso, serviva qualcosa a livello mentale soprattutto a queste ragazze. Sì, le donne sono fatte in questo modo, hanno bisogno di trovare degli spunti, delle occasioni, delle circostanze per potersi anche caricare, per autostimarsi probabilmente, per convincersi dei propri mezzi. Noi sapevamo che i mezzi magari ci sono anche, devono trovarsi però i giusti coordinamenti, le giuste simbiosi tra allenatore e giocatrici, che sinora non ci sono stati, o meglio, nelle ultime partite forse c'è quella mano di un nuovo allenatore che ha provato a tirar fuori qualcosa di diverso, si sta verificando che le giocatrici stanno rendendo, speriamo che sia un buon segnale. La crescita di squadra che è stata accompagnata anche dalla crescita di un singolo particolare, cioè Carolina Scibelli, su di lei che contate tantissimo per cercare di evitare quest'ultimo posto. Abbiamo infatti visto che Carolina sta progressivamente crescendo giorno per giorno, ha iniziato sfortunatamente con un leggero infortunio che l'ha danneggiata, però poi adesso giorno dopo giorno sta rendendo sempre di più, diciamo sta tornando nei suoi livelli abituali, che erano quelli che ci eravamo augurati ci fossero per poter avere un punto di forza, un punto sicuro nella squadra. State aspettando magari il momento giusto della stagione per provare a rinforzare un po' la rotazione nel settore delle lunghe? Adesso come adesso non ci sono possibilità, perché non ci sono neanche disponibilità nel mercato delle lunghe. Possiamo sperare, sì, se ce ne sarà bisogno possiamo sperare di avere qualche opportunità positiva, magari dopo la fase natalizia, dove c'è sempre qualche giocatrice che o per motivi economici o per motivi di incompatibilità si libera dalla propria squadra e si rende disponibile. Focalizziamoci un pochino sulla partita di oggi. Castelnuovo Scrivia arriva a questa partita con 2 vittorie contro 2 dirette concorrenti per la salvezza, un avversario non voglio dire abbordabile, però in una partita come questa insomma si deve assolutamente cercare i 2 punti, quasi uno spareggio. Se le ragazze faranno la partita che hanno fatto e la giocheranno con la stessa determinazione che hanno avuto con Milano dopo, prima ancora con Vicenza, io penso che Castelnuovo Scrivia non sia alla nostra portata tranquillamente. D'altro canto c'è da dire che loro hanno vinto con Bolzano, hanno vinto con Costa Masnaga, che sono 2 dirette concorrenti, loro stesse sono concorrenti per la salvezza. Io credo che la rabbia e la voglia di vincere che vedremo nelle ragazze stasera sarà determinante e avremo sicuramente modo di poter conquistare i 2 punti. Perfetto, manca poco ormai all'inizio della partita. Io ringrazio Riccardo Fava, presidente della Virtus Cagliari. Andiamo per il momento a chiudere questo collegamento, poi tra poco nuovamente in diretta dal Palarestivo per raccontarvi Virtus Cagliari Castelnuovo Scrivia. La partita sta per avere inizio, sono in campo le 2 squadre che verranno dirette per questo incontro dai signori Matteo Spinelli di Roma e Lorenzo Lupelli di Latina. I 2 tecnici sono da una parte coach Gianni Montemurro e dall'altra coach Franco Balduzzi. Andiamo allora a rendervi conto di quelli che sono i quintetti sul parquet. Virtus Cagliari che scende in campo con Giada Ballardini, Carolina Scibelli, pronta a saltare Eleonora Zizzola, poi Sabrina Pacilio e Mia Masic. Per Castelnuovo Scrivia invece
la numero 8, si tratta di Giulia Porro, giocatrice ex Biassono, che ha perso appunto lo spareggio lo scorso anno per la salvezza proprio su questo campo contro la Virtus Cagliari. Ancora in quintetto per coach Balduzzi la numero 10 Palacios, giocatrice di origine argentina, la numero 12 Vitari, la numero 5 si tratta di Bergante, giocatrice che ha un passato anche in Serie A1 con la maglia del CUS Cagliari. E chiude il quintetto la numero 7, il capitano della formazione piemontese, si tratta di Silvia Gabba. La partita è già iniziata da meno di un minuto, ora prova la penetrazione e poi lo scarico. Castelnuovo Scrivia all'indirizzo di Palacios che prova a prendere la penetrazione, arresto e tiro dopo il palleggio con la mano sinistra. Esecuzione morbidissima per Palacios che regala il primo vantaggio della partita a Castelnuovo Scrivia. Palacios, anche lei giocatrice che ha militato in Serie A1 con la maglia del Vomero Napoli ormai circa 7 anni fa. Giocatrice comunque di assoluto spessore, a lei che si affida a coach Balduzzi per cercare di ottenere quella che abbiamo detto sarebbe un'importantissima vittoria in chiave salvezza. Castelnuovo Scrivia che vuole assolutamente evitare l'ultimo posto in classifica che regalerebbe, porterebbe in dote meglio la retrocessione diretta nel campionato di Serie B. Qui tenta il tiro in corsa, Ballardini sbaglia, lotta al rimbalzo, Zizzora sbaglia una volta, sbaglia anche una seconda volta, si dispera il pubblico della Virtus Cagliari mentre Castelnuovo Scrivia ha già recuperato il rimbalzo e ora propone una nuova trama offensiva. Il pallone è in punta per la numero 12 Vitari, palla persa però è la Virtus Cagliari che tenta la transizione con Masic che però non riesce a concludere, palla persa per Mia Masic. Ora il tiro comodo ma sbagliato da parte della numero 10, si trattava ancora di Palacios. Partita dai ritmi molto alti e anche abbastanza confusa fino a questo momento con Mia Masic che gira sul perno e poi manda a segno un gran tiro con la mano mancina che consente alla Virtus Cagliari di ricucire questo mini strappo. 4-2 ora il punteggio, sempre in favore di Castelnuovo Scrivia che attacca ora con il taglio non servito da parte di Gabba. Ci riprova ancora Palacios, la finta per far saltare Scibelli, poi si prende il cuore dell'area e manda a segno altri 2 punti con grande esperienza e con grande sapienza nell'uso del fisico. Palacios, Maria Florenzia Palacios, giocatrice classe 1985, lo abbiamo detto di origine argentina ma ormai italiana acquisita. Dall'altra parte risponde ancora con talento Mia Masic e continua questo elastico con la Virtus Cagliari che si riporta sul -2, 6-4 il punteggio. Directasport.it e sardegnasport.com a raccontarvi le emozioni del basket di Serie A2 femminile con la Virtus Cagliari a caccia della primissima vittoria in campionato che le permetterebbe di trovare nuove energie nella corsa alla salvezza. Attacca Castelnuovo Scrivia con l'arresto e tiro realizzato da Silvia Gabba. Dopo il palleggio dietro la schiena trova lo spazio per la conclusione dalla media distanza morbidissima a segno. 8-4 Castelnuovo Scrivia che ripristina dunque il +4. Qui gran taglio da parte di Masic che non sbaglia da sotto con la mano sinistra. Coach Gianni Montemurro predica maggiore attenzione in fase difensiva per le sue ragazze, chiede di aiutare in particolare ogni qualvolta Castelnuovo Scrivia prova a prendere il centro dell'area. Ora prova la penetrazione la numero 5 Bergante, ex giocatrice del CUS Cagliari, lo abbiamo detto, tenta la penetrazione qui Porro, perde il pallone, deraglia l'ex giocatrice di Biassono. Non c'è il fischio arbitrale che reclamava, c'è invece la palla persa che consentirà alla Virtus Cagliari di tornare in zona offensiva con Mia Masic che ha già ricevuto il pallone, ora si accinge a portarlo in zona offensiva. Su di lei c'è la difesa della numero 5 Bergante, il blocco di Scibelli che poi si apre. Pacilio cercava di pescare il taglio di Masic, capisce tutto però la difesa piemontese e ora Gabba attende l'arrivo della numero 12 Vitari. La palla persa però da Castelnuovo Scrivia, cerca di prodigarsi alla ricerca della sfera, ancora Vitari, non ci riesce però. Palla persa dunque per Castelnuovo Scrivia. Virtus Cagliari che potrà tornare in zona offensiva con il pallone del possibile pareggio o addirittura del sorpasso. Sabrina Pacilio va dentro in penetrazione, molto brava
l'esperta giocatrice campana, ma ormai cagliaritana acquisita, trova il fallo della difesa, in particolare il primo fallo della partita di Annalisa Vitari. 2 liberi per Sabrina Pacilio, pronta in lunetta a eseguire. Sabrina Pacilio, scusate, giocatrice classe 1976, sbagliato il suo primo libero, comunque applaudita dal pubblico del Palarestivo, pubblico assolutamente numeroso quest'oggi per assistere a questa sfida cruciale nel cammino salvezza della Virtus Cagliari. È andata a segno intanto con il secondo libero Sabrina Pacilio, -1 Virtus Cagliari, 8-7 ora il punteggio, con Palacios che guarda il canestro, decide però di desistere dalla tentazione del tiro. Ora arriva il taglio di Vitari che si prende un piazzato dall'angolo, lo sbaglia, rimbalzo conquistato da Masic a tutta velocità dall'altra parte del campo, si appoggia poi in direzione di Pacilio, la partenza di Pacilio che poi arresta il palleggio, cerca un passaggio che Masic però non capisce, arriva la palla persa, poi quasi il fallo. Ora la finta di Gabba, la palla fuori per Palacios, la finta per far saltare Masic, trova lo spazio per la penetrazione, molto brava Palacios che cerca e trova lo spazio per il tiro, penetrazione con la mano destra, canestro e fallo evidente da parte della difesa della Virtus Cagliari, qui piuttosto ingenua nella difesa su Palacios, giocatrice che fa sicuramente dell'esperienza il suo maggior punto di forza. Anche in questo caso ne abbiamo avuto una dimostrazione, Palacios che va a segno anche con il tiro libero aggiuntivo e permette a Castelnuovo Scrivia di guadagnare il +4, 11-7 ora il punteggio qui al Palarestivo, quando abbiamo superato la metà del primo quarto. Virtus Cagliari in attacco con Sabrina Pacilio, esce fuori dai blocchi Scibelli che ora riceve nel cuore del pitturato, prova a fare a sportellate con Palacios, non riesce però a trovare il giusto equilibrio per mandare a segno la sua conclusione. Già ripartita a Bergante che poi preferisce arrestarsi e appoggiare in direzione di Vitari. Ora c'è Gabba che ferma il palleggio, torna fuori da Palacios, la tripla mandata per aria è sbagliata, rimbalzo conquistato da Mia Masic, molto presente in questo avvio di partita sotto i tabelloni, ingenuità però da parte di Mia Masic con l'evidente infrazione di doppio palleggio qui, anzi palla accompagnata, e la cosa ovviamente non sfugge ai signori Spinelli di Roma e Lupelli di Latina che comandano una rimessa in zona d'attacco in favore di Castelnuovo Scrivia. Castelnuovo Scrivia che ha già eseguito la rimessa in gioco con Gabba come al solito a gestire il possesso, arresto e tiro dalla media distanza, il suo tiro è lungo, il rimbalzo tanto per cambiare da parte di Mia Masic in direzione di Ballardini che ha lo spazio per il tiro da 3 punti corto, rimbalzo conquistato da Palacios. Virtus Cagliari che non riesce a registrare la mira in questo avvio di partita. Allora Castelnuovo Scrivia prova ad approfittarne ancora con Bergante che qui lavora sui blocchi e pesca un fallo commesso probabilmente dalla numero 20 Eleonora Zizzola. Sembrava questa la chiamata del signor Lupelli che ora porge il pallone ancora per Bergante che dovrà rimettere in gioco. 3 minuti e 33 secondi al termine del primo quarto. Direttasport.it e sardegnasport.com. Con le nostre telecamere vi stiamo raccontando l'11ª giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket girone A. Virtus Cagliari Castelnuovo Scrivia, sfida spareggio praticamente per la salvezza. Qui bel pick and roll tra Pacilio e Scibelli che non riesce ancora a trovare la via del canestro, impreca Scibelli, qualche errore di misura anche per lei in questo avvio di partita. Castelnuovo Scrivia in attacco con Gabba, qui sospetta infrazione di passi per lei, non arriva l'infrazione, arriva invece il time out chiamato da coach Gianni Montemurro che ha visto abbastanza in questo inizio di partita con Castelnuovo Scrivia che si è portata sul 13-7, un break che permette alla formazione piemontese dunque di portarsi avanti quando mancano poco più di 3 minuti al termine del primo quarto. Coach Gianni Montemurro prova a disegnare qualcosa sulla sua lavagnetta, altrettanto fa il coach ospite Franco Balduzzi. 2 falli di squadra commessi dalla Virtus fino a questo momento, un solo fallo di squadra invece per Castelnuovo Scrivia, un dato che a questo punto del primo quarto la dice lunga anche sulla poca forse aggressività difensiva messa in campo da entrambe le squadre. Castelnuovo Scrivia in verità non ne ha avuto molto bisogno.
Andiamo a vedere anche quelli che sono i dati relativi al tabellino a questo punto della gara, con Mia Masic che è la miglior realizzatrice per la Virtus Cagliari con 6 punti. L'altro punto è stato realizzato invece dalla lunetta da Sabrina Pacilio e 4 anche i rimbalzi di Mia Masic, in ritmo assolutamente per la doppia in questa partita. Dall'altra parte invece per Castelnuovo Scrivia la trascinatrice fino a questo momento è stata Maria Florencia Palacios con 7 punti, 4 per Gabba e 2 per Vitari. È ripreso il gioco intanto con un nuovo ingresso in campo per la Virtus Cagliari, si tratta della numero 5 Silvia Loi. Dovrebbe essere, anzi non è l'unico ingresso in campo per coach Gianni Montemurro, che aveva pronto appunto un doppio cambio. C'è sul parquet anche Beatrice Mastio, intanto prova a sbloccare l'attacco della Virtus Cagliari Sabrina Pacilio con una tripla in transizione che regala ossigeno alla formazione bianco-blu, che si riporta sul -4, 9-13. Ora l'aggressività difensiva di Mastio su Vitari, palla bloccata in punta per la Eco Program. Ora Gabba prova a pescare, ancora la ricezione profonda di Vitari nel cuore dell'area, qualche spinta di troppo per Vitari, fallo in attacco e palla recuperata dalla Virtus, che è rientrata in campo davvero molto bene dopo il time out chiamato da coach Gianni Montemurro. Allora anche coach Franco Balduzzi deve provvedere a 2 cambi sul parquet. C'è la numero 18, si tratta di Clara D'Amico, è uscita la numero 10 Palacios, lo abbiamo detto in precedenza, trascinatrice offensiva fino a questo momento per la Eco Program Castelnuovo Scrivia. In campo c'è anche la numero 9 Adelaide Algeri. Dunque doppio cambio da una parte e dall'altra per i due tecnici. Attacca Loi che porge all'indirizzo di Pacilio, il suo tiro dall'angolo è sbagliato e non di poco, lotta con gran vigore al rimbalzo Carolina Scibelli, passo e tiro a segno e riesce finalmente a sbloccarsi anche Carolina Scibelli. Pallone toccato accidentalmente da Sabrina Pacilio dopo il canestro realizzato dalla compagna. Arriva un richiamo arbitrale, piuttosto fiscali in queste circostanze i direttori di gara, che hanno ovviamente l'ordine di fischiare fallo tecnico dopo il primo avvertimento nei confronti di chi tocca il pallone appunto dopo un canestro realizzato. Altra palla persa intanto da Castelnuovo Scrivia, Virtus Cagliari che può riportarsi in zona d'attacco con in mano il pallone del possibile pareggio, addirittura del sorpasso, con Giada Ballardini ad attaccare subito l'area contro una selva di maglie rosse, manda per aria il tiro e lo sbaglia. Forse avrebbe potuto ragionare un pochino di più in questa circostanza Giada Ballardini. Castelnuovo Scrivia che attacca con Gabba, la palla in angolo proprio per Algeri, il tiro sbagliato, Vitari però lavora bene al rimbalzo sfruttando il vantaggio in termini di centimetri con Mastio. Ora lavora dal palleggio Bergante, l'ex Cuscaglieri prova ad avvantaggiarsi del blocco portato dalla numero 18 D'Amico. La palla ancora per D'Amico che lascia partire un tiro che trova solamente il tabellone. Scade il cronometro di 24 secondi, altra ottima difesa da parte delle ragazze di coach Gianni Montemurro, visibilmente soddisfatto per il rientro in campo delle sue ragazze. Altro cambio per Castelnuovo Scrivia con Vitari che lascia il campo, al suo posto c'è Palacios. Allora andremo a vedere come se la caverà Carolina Scibelli contro, direi, sotto le planche. Siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo quarto con Giada Ballardini a gestire il pallone in zona d'attacco, Sabrina Pacilio accoppiata con Gabba, la palla sul perimetro, ora con Loi che tiene fermo il pallone, lo passa poi a Giada Ballardini, la tripla presa da Loi, sbagliata, palla che scheggia il ferro e termina poi a lato. Castelnuovo Scrivia che potrà dunque riportarsi in zona offensiva con la rimessa già eseguita da Bergante, il pallone toccato nuovamente per l'ex giocatrice di Cagliari. Tra le altre 13-11 sempre il punteggio in favore di Castelnuovo Scrivia che attacca il passaggio per Palacios che prova a prendere la linea di fondo, su di lei c'è il fallo di Carolina Scibelli che salta sulla finta di Palacios e commette fallo appunto muovendosi in ritardo sulla partenza della giocatrice italo-argentina. Rimessa in attacco per Castelnuovo Scrivia con il tiro subito tentato da Palacios, il suo errore e poi la fuga in contropiede da parte di Giada Ballardini, ma la difesa di Castelnuovo Scrivia è già schierata, allora bisogna rallentare. Bello qui il ribaltamento per Loi, bella anche la partenza, qui c'era probabilmente un fallo sulla penetrazione di Loi
il signor Lupelli, però non è dello stesso avviso, non c'è alcun fallo e 6 secondi per l'ultimo attacco del primo quarto per Castelnuovo Scrivia, con Bergante che riesce a portarsi a ridosso dell'area, il suo tiro in corsa si spegne sul primo ferro. Allora al termine del primo quarto qui al Pala Restivo di Cagliari davanti c'è Castelnuovo Scrivia con il punteggio di 13-11, piccolissima pausa per noi e poi nuovamente in diretta dal Pala Restivo di Cagliari. Si torna a giocare al Pala Restivo di Cagliari, 13-11 per Castelnuovo Scrivia dopo i primi 10 minuti di gioco, ma la Virtus Cagliari ha dato nella seconda parte della prima frazione di gioco degli inequivocabili segnali di crescita. Andiamo a vedere il tabellino relativo al primo quarto di gioco con le statistiche fornite da Lega Basket Femminile. Sempre 6 punti per Mia Masic, 3 invece per Sabrina Pacilio e 2 per Carolina Scibelli nelle fila della Virtus Cagliari, 4 per Gabba, 7 per Palacios e 2 per Vitari invece nelle fila di Castelnuovo Scrivia. Castelnuovo Scrivia che gestisce anche questo primo pallone del secondo quarto con la penetrazione di Bergante che trova un buon corridoio e va a segno con la penetrazione mano destra per lei, molto brava a chiudere questa azione d'attacco che permette alla formazione del Castelnuovo Scrivia di riportarsi sul più 4, 15-11 ora il punteggio, mentre Sabrina Pacilio prende un arresto e tiro su di lei. È evidente il fallo di Gabba che le tocca il braccio proprio al momento del tiro. Allora Sabrina Pacilio che si guadagna altri 2 liberi, 50% fino ad ora dalla lunetta per lei, 1 su 2 in precedenza. Vedremo come se la caverà in questa circostanza. Il primo libero è dentro per Sabrina Pacilio, 12-15 il punteggio che diventa poi 13-15, meno 2 Virtus Cagliari che sembra aver approcciato anche il secondo periodo in maniera positiva. Ora Gabba a gestire questo possesso, troppo fisica la difesa da parte di lui che usa eccessivamente le braccia nel tentativo di contenere la partenza della giocatrice in maglia numero 7 rossa. Allora rimessa in zona d'attacco per la formazione allenata da coach Balduzzi che avrà 14 secondi per terminare la propria azione offensiva. Gabba a servire Bergante, il suo tiro da 3 punti sbagliato, Pacilio a rimbalzo, tocca, poi controlla Carolina Scibelli e Pacilio è pronta per imbastire una nuova azione d'attacco. Intanto lui ha dato in direzione di Ballardini il blocco portato da Mastio. Ballardini prova uno scarico in angolo per il tiro dalla lunga distanza di Scibelli, l'errore ma c'è solo per un attimo il rimbalzo da parte di Carolina Scibelli e poi l'agonismo di Beatrice Mastio a recuperare un altro pallone per la formazione bianco-blu. Pacilio contro 2, perde il pallone, si lotta a terra con Sabrina Pacilio che finisce appunto sul parquet. L'ultimo tocco è il suo secondo la coppia arbitrale, dunque palla persa dalla Virtus Cagliari, senza dubbio positiva sotto il profilo dell'atteggiamento. C'è da registrare qualcosa però sotto il profilo invece della precisione in zona offensiva. Qui Mastio incredula va a protestare, lei il capitano della Virtus Cagliari non vuole sentire ragioni, però il signor Spinelli di Roma che le commina il primo fallo della partita. Castelnuovo Scrivia che rimette in gioco, si sbraccia e riceve Palacios, ma c'è l'anticipo da parte di Scibelli che ruba il pallone, poi va a concludere con la mano sinistra a segno e allora situazione di parità ora al Pala Restivo, 15-15. Colpo di reni della Virtus Cagliari che si è riportata in parità, qui perde la sua diretta avversaria Silvia Loi che va a commettere il suo secondo fallo personale della partita. 8 minuti e 20 secondi all'intervallo lungo, 15-15, perfetta parità qui al Pala Restivo di Cagliari. Direttasport.it e sardegnasport.com a raccontarvi il basket di Serie A2 femminile con questo vero e proprio spareggio, anche se siamo solamente a dicembre. Spareggio salvezza per ciò che riguarda il girone A del campionato di Serie A2 femminile. Qui arresto e tiro da parte di D'Amico che scheggia a malapena il ferro. La difesa arrembante della Virtus Cagliari che costringe Castelnuovo Scrivia a delle conclusioni a bassissima qualità.
E ora Virtus Cagliari che potrà andare in attacco con il pallone del possibile sorpasso. C'è un nuovo ingresso in campo intanto per coach Gianni Montemurro con Laura Porcu in maglia numero 12. Suo primo ingresso in questa partita. Ora riceve fuori dai blocchi Sabrina Pacilli, uno sguardo dentro l'area, serve Mastio, il giro e tiro pregevole sul perno, il tiro però è completamente sbagliato, solo tabellone per lei, mentre Gabba a rischio, anche qui palla accompagnata, riesce comunque a ribaltare il lato, la palla circola sul perimetro, l'arresto di Bergante, si torna fuori da Gabba, le due guardie a dettare i ritmi per la formazione di coach Balduzzi. Ora Palacios che va dentro usando il fisico, molto brava anche qui Maria Florencia Palacios. Altri 2 punti che permettono a Castelnuovo Scrivia di ritrovare la testa della partita. 17-15, qui lo scarico di Sabrina Pacilio, fermata con le cattive maniere da parte della numero 18, si tratta di Clara D'Amico. Non ci saranno 2 liberi, ci sarà invece una semplice rimessa dal fondo per la Virtus Cagliari. Altro cambio per coach Balduzzi, rispedita sul parquet la numero 8 Giulia Porro, qualche minuto di riposo invece per il capitano Silvia Gabba che siede così in panchina. 7 minuti e 9 secondi all'intervallo lungo qui al Palarestivo di Cagliari. Virtus Cagliari in attacco sotto di 2 punti contro Castelnuovo Scrivia. 17-15 il punteggio con il giro e tiro da parte di Pacilio sbagliato, lotta al rimbalzo però Pacilio si finisce a terra e viene chiamata una palla contesa che premia la Virtus Cagliari. Potrà rimanere dunque in zona d'attacco, premiata la caparbietà di Sabrina Pacilio, la più esperta giocatrice quest'oggi in campo. Virtus Cagliari in attacco. Riepiloghiamo allora il quintetto di coach Gianni Montemurro che in questo momento è in campo: Porcu, Scibelli, Mastio, Ballardini e appunto Sabrina Pacilio. Asciugato il parquet, allora può riprendere il gioco qui al Palarestivo di Cagliari. 6 minuti e 58 secondi all'intervallo lungo con Sabrina Pacilio che riceve, prova ad attaccare Bergante, bello il taglio di Ballardini qui, grande azione della Virtus Cagliari. 3 passaggi per andare a canestro. Carolina Scibelli, il tocco morbido sotto canestro e si vede come la mano di un tecnico di assoluto spessore come Gianni Montemurro, per lui un passato di assoluto spessore anche in B1 sulla panchina della Russo Cagliari, lo ricorderete certamente, orchestrata alla perfezione l'azione d'attacco in precedenza, ma qui riesce a trovare 2 punti più che altro di forza fisica la numero 8, si tratta di Giulia Porro, con la mano sinistra a regalare il nuovo +2 a Castelnuovo Scrivia che ora difende su Giada Ballardini, pressata da Palacios, riesce comunque a trovare lo scarico all'indirizzo di Scibelli, raddoppiata addirittura Scibelli che manda per aria un tiro impreciso, raddoppio su Scibelli. E questa è la scelta di coach Balduzzi che teme evidentemente in maniera particolare la giocatrice in maglia bianco-blu numero 17 Carolina Scibelli, che è cresciuta in maniera esponenziale nelle ultime partite, accompagnando la Virtus Cagliari a un passo dalla vittoria sia contro Vicenza che contro il San Gamilano. Intanto riposo per Sabrina Pacilio sul parquet, c'è con il numero 15 Valentina Lusso. Già la Ballardini a gestire questo possesso offensivo per la Virtus Cagliari, il blocco di Mastio, solito lavoro di sacrificio per lei sulle 2 metacampo, ancora Ballardini che indugia molto nel palleggio, poi tenta uno scarico un po' improbabile all'indirizzo di Scibelli che non può ricevere, le due evidentemente non si erano intese alla perfezione, palla quasi persa dalla Virtus Cagliari, l'ultimo tocco è stato però di una giocatrice di Castelnuovo Scrivia, dunque la formazione cagliaritana potrà rimanere in zona d'attacco con Laura Porcu che è già pronta a eseguire la rimessa in gioco. Si smarca con il taglio backdoor Scibelli, subito raddoppiata la palla che torna fuori per Porcu, arresto e tiro di Porcu, il suo tiro che è sbagliato, rimbalzo controllato da D'Amico e riparte l'azione offensiva di Castelnuovo Scrivia. Il tiro da 3 punti di Porro, anche qui arriva un errore, rimbalzo controllato dalla Virtus Cagliari che ora prova a ragionare ancora con Ballardini che chiama vicino a sé la numero 15, nuova entrata Valentina Lusso, gran penetrazione di Lusso, 2 punti e nuova parità al Palarestivo, 19-19 qui, troppo generosa forse Laura Porcu
in difesa per cercare di infastidire Bergante. Chiamato il fallo da parte del signor Lupelli. Intanto siamo giunti alla metà praticamente del secondo quarto, 19-19, punteggio basso ma partita assolutamente godibile fino a questo momento. Altro cambio per coach Balduzzi, richiamata in panchina la numero 9 Algeri e sul parquet c'è la numero 12 Annalisa Vitari, che ha creato qualche grattacapo alla Virtus con i suoi centimetri. Bergante attacca, controllata da Laura Porcu, arriva il pick and roll giocato proprio con Vitari, il pallone ancora nelle mani di Bergante, cerca collaborazione in D'Amico che manda per aria una tripla che ruota attorno al ferro e poi esce sfortunata qui D'Amico. Intanto c'è il passaggio profondo a cercare Scibelli e poi Mastio, lo scarico ancora per Scibelli, piazzato dall'angolo a segno. E allora arriva il vantaggio della Virtus Cagliari a 4 minuti e 40 dal termine del secondo quarto. La formazione di coach Gianni Montemurro mette la freccia e passa avanti. 21-19 il punteggio e time out chiamato da coach Balduzzi. È terminato il time out e dunque si torna a giocare al Palare Estivo di Cagliari. Sorpasso per le ragazze di Gianni Montemurro sul 21-19, 4 minuti e 40 al termine del secondo quarto, con Castelnuovo Scrivia che prova a controsorpassare con Porro. Fuori si va da Palacios, ancora lo scambio tra le due con la numero 12, si tratta di Vitari che reclamava la palla in post, ancora Bergante prova lo scarico no look proprio per Vitari, non riesce a concludere però la numero 12 in maglia rossa, che poi va a commettere un fallo di pura frustrazione su Giada Ballardini che cercava di far ripartire l'azione della Virtus Cagliari. Bella reazione delle giocatrici in maglia bianco-blu che ora si portano in attacco per allungare nuovamente con Carolina Scibelli in punta a cercare la numero 15 Valentina Luso. Su di lei c'è il fallo speso da D'Amico e Virtus Cagliari che potrà rimanere in zona offensiva, non c'è ancora il bonus. Quarto fallo di squadra da parte di Castelnuovo Scrivia, dunque dal prossimo fischio arbitrale si andrà in lunetta da una parte e dall'altra, perché sono 4 anche i falli di squadra da parte della Virtus Cagliari. Rimessa in gioco eseguita da Porcu che va dalle parti di Ballardini, il taglio di Scibelli che va fuori ora dalla numero 15 Lusso, il suo tiro è sbagliato però con gran vigore ancora Beatrice Mastio e poi il tiro da 3 a segno da parte di Porcu, anzi da 2 punti Porcu a spingere sul più 4 la Virtus Cagliari. 23-19, momento della partita assolutamente favorevole alle giocatrici in maglia bianco-blu che ora recuperano un altro pallone con Giada Ballardini. Giada Ballardini che scarica all'indirizzo di Scibelli, è costretta a indietreggiare però Scibelli prova ad attaccare ancora a testa basta Mastio, chiusa in un angolo, cerca di venirne fuori Scibelli, azione assolutamente concitata e direi anche disordinata da parte della Virtus Cagliari, presa forse un po' dalla foga agonistica. Paga Dazio subito con la tripla a opera di Porro. La reazione dunque di Castelnuovo Scrivia che non ci sta e si riporta subito sul -1, 23-22 il punteggio. Ultimi 3 minuti del secondo quarto con l'uscita dei blocchi da parte di Porcu, le crea lo spazio per il tiro Scibelli, poi finisce a terra D'Amico ed è chiamato il fallo in attacco. Fallo in attacco combinato, vediamo a chi, probabilmente a Mastio. Blocco irregolare con D'Amico che era finita a terra e palla persa che finisce per frenare un pochino l'inerzia della partita che era assolutamente nelle mani della Virtus Cagliari. Ora 2 giocate favorevoli alla formazione di Castelnuovo Scrivia, prima la tripla di Porro e poi questo fallo in attacco. Vedremo quale sarà la controreazione da parte della Virtus Cagliari che ora difende. Tanto registriamo anche l'ingresso sul parquet della numero 11 Giulia Codispoti per Castelnuovo Scrivia, è proprio Codispoti che manda per aria un tiro sbagliato, le strappa via il pallone dalle mani Beatrice Mastio. Davvero molto buono il suo ingresso in partita fino a questo momento. Ora Ballardini attende il blocco di Scibelli che poi taglia dentro, si va però sull'altra parte del campo, sul lato debole, cercato il taglio
di Lusso che però ha qualche difficoltà nel ricevere questo pallone, mentre è pronta a entrare Sabrina Pacilio. Serve un po' di fosforo al di là del vigore agonistico in questa fase della partita alla Virtus Cagliari. Esce Beatrice Mastio, l'abbiamo detto, positiva e generosa in questa partita, torna sul parquet dunque Sabrina Pacilio. 23-22 il punteggio. Directasport.it e sardegnasport.com quest'oggi in diretta dal Pala Restivo di Cagliari. Domani invece i nostri Mauro e Andrea Farris hanno puntato la sveglia molto presto, perché andremo a seguire con le nostre telecamere la maratonina del Goceano, uno speciale che vi andremo poi a proporre nei prossimi giorni, ovviamente firmato directasport.it e sardegnasport.com. Ora attacca Castelnuovo Scrivia con il passaggio consegnato di Codispoti all'indirizzo di Gabba. Ora Porro attende ancora il blocco di Codispoti, cerca lo spazio per la penetrazione, va in angolo da D'Amico che prende la tripla, la manda però sul primo ferro. Ancora Codispoti a lottare al rimbalzo, palla contesa e questa volta la Freccia premia la formazione ospite che potrà rimanere in zona d'attacco, ma il pubblico della Virtus Cagliari applaude, e come lo sforzo anche qui della squadra di coach Gianni Montemurro, che era andata a contendere questo pallone con grande vigore al rimbalzo. Ora attacca a Porro, batte Ballardini dal palleggio anche troppo facilmente, trova il corridoio per la penetrazione, manda a segno altri 2 punti che permettono a Castelnuovo Scrivia di ritrovare la testa della partita sul 24-23. 1 minuto e 40 all'intervallo lungo, mentre Laura Porcu va da Giada Ballardini, osserva lo smarcamento delle compagne e si cercava in particolare Carolina Scibelli, che rimane però imbottigliata nel traffico nel cuore dell'area. Scibelli che riceve in questo momento e poi prova a costruirsi un tiro non esattamente semplice dal palleggio, errore per la Virtus Cagliari con Bergante che prova ad approfittarne. Lo scarico con Codispoti, extra pass per Gabba, l'errore col tiro da 3 punti, si finisce a terra ancora a lottare con un'altra tripla, stavolta di Porro, un altro errore e Virtus Cagliari che ora dovrebbe rallentare le operazioni per cercare di rallentare un pochino. Così fa Giada Ballardini che poi cerca di prendere la penetrazione con la mano mancina, su di lei speso il fallo da parte di Porro, fallo che manderà in lunetta Giada Ballardini, anche lei giocatrice esperta, classe 1986, giunta in questa stagione a rinforzare la formazione del presidente Riccardo Fava. Primo libero assegno da parte di Giada Ballardini, dunque parità a quota 24. Giocatrice nativa di Ancona, in passato ha vestito anche le maglie di Alcamo, Ragusa, Broni e Reggio Calabria, dunque autentica giramondo. Giada Ballardini che ha mandato a segno anche il secondo tiro libero e dunque sorpasso della Virtus Cagliari sul 25-24. Qui prova a prendere la linea di fondo Porro che poi va fuori da Gabba, fa saltare Pacilio, il tiro dalla media distanza comodo ma sbagliato, molto brava qui Codispoti a rimbalzo, poi fuori per la tripla mandata a segno da Porro. Imbufalito coach Gianni Montemurro che decide di chiamare un time out, qualche difficoltà al rimbalzo difensivo per la Virtus Cagliari che concede troppo e ora a causa di questo errore torna sotto nel punteggio 27-25 più 2 Castelnuovo Scrivia. Coach Gianni Montemurro chiede un cambio, andiamo a vedere quale sarà la giocatrice deputata a entrare, dovrebbe trattarsi di Mia Masic a gestire questa azione. Mancano 26 secondi al termine del primo tempo, dunque Virtus Cagliari che verosimilmente non potrà andare fino alla fine per cercare di trovare nuovamente il vantaggio all'intervallo lungo. Coach Gianni Montemurro che disegna ancora qualcosa sulla sua lavagnetta, mentre Castelnuovo Scrivia è già pronta a rientrare sul parquet con D'Amico, Codispoti, Bergante, Porro. A numero 9 si tratta di Algeri e la numero 18 appunto D'Amico. Virtus Cagliari in campo invece con Pacilio, Masic, con Lusso
Ballardini e Scibelli. Ripreso il gioco, 26 secondi dunque da gestire per la Virtus Cagliari, che non potrà andare fino alla sirena finale del secondo quarto. Il blocco di Scibelli, ancora Ballardini che vuole lavorare con il cronometro, arriva un altro blocco da parte di Scibelli che poi taglia dentro, non riceve qui un malinteso con Pacilio che tagliava dentro, veniva servita invece sulla mano esterna da parte della compagna. Per fortuna Virtus Cagliari, dall'altra parte Bergante non è riuscita ad andare a segno, voleva un fallo che però il signor Lupelli non le concede. Allora, dopo i primi 20 minuti di gioco, davanti c'è Castelnuovo Scrivia sulla Virtus Cagliari con il punteggio di 27-25. Noi andiamo a prenderci 10 minuti di pausa e poi saremo nuovamente in diretta dal Pala Restivo di Cagliari per raccontarvi questa sfida valida per l'11ª giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Torniamo in diretta dal Pala Restivo di Cagliari perché Virtus Cagliari ed Eco Program Castelnuovo Scrivia sono nuovamente sul parquet per la ripresa del gioco. Ricordiamo il punteggio dopo i primi due quarti, la formazione di Castelnuovo Scrivia è avanti sul +2, 27-25, ma la Virtus Cagliari è assolutamente in partita e vuole ottenere i primi 2 punti del suo campionato. Virtus Cagliari sul parquet con Sabrina Pacilio, Giada Ballardini, Mia Masic, Carolina Scibelli ed Eleonora Zizola. Dunque ripristinato lo starting 5 di coach Gianni Montemurro. Dall'altra parte invece ci sono Bergante, intanto a pochi passi dalla tripla realizzata Masic, corregge al rimbalzo Zizola che finalmente riesce ad entrare in questa partita un po' assente nel suo primo ingresso in campo. Fermato il gioco da uno dei due arbitri, c'è da sistemare qualcosa al tavolo, una pausa che ci consente di fare un po' il punto della situazione sul quintetto mandato in campo da coach Balduzzi per Castelnuovo Scrivia che schiera la numero 5 Bergante, la numero 7 Gabba, la numero 11 Codispoti, la numero 8 Porro e la numero 10 Palacios. Gioco che può finalmente riprendere, 9 minuti e 37 secondi al termine del terzo quarto. La rimessa in gioco che sarà appannaggio del capitano di Castelnuovo Scrivia, Gabba, che ha servito Bergante, chiamato lo schema, prova a smarcarsi Porro, su di lei c'è la buona difesa però da parte di Sabrina Pacilio. Ora prende posizione in post basso Palacios, accoppiata come al solito con Carolina Scibelli, lavora dal palleggio. Palacios non trova lo spazio per il tiro, ci riesce alla fine. Davvero gran giocata qui da parte di Palacios, che punisce una difesa ottima da parte di Carolina Scibelli. Le ha provate davvero tutte, poi solo il talento di Palacios alla fine è riuscita a regalare questo nuovo canestro che permette al Castelnuovo Scrivia di portarsi sul 29-27. Gabba fuori da Porro, la partenza di Porro, la strada è chiusa però dalla copertura difensiva di Ballardini. Palla sul perimetro, 10 secondi per l'attacco di Castelnuovo Scrivia che si deve affrettare. Ora la partenza da parte di Porro, fermata fallosamente secondo gli arbitri da parte di Giada Ballardini che si accusa del fallo. È Castelnuovo Scrivia che potrà beneficiare di 2 liberi, considerata in azione di tiro Giulia Porro, che è già pronta in lunetta, ex giocatrice, l'abbiamo detto, di Biassono, grande rivale della Virtus Cagliari lo scorso anno nella lotta alla salvezza. Ha perso su questo parquet lo spareggio per rimanere nel campionato di Serie A2, 2-2 intanto per Porro. Ricordiamo anche quelli che sono i prossimi impegni delle due squadre, con coach Gianni Montemurro che potrà tornare a casa a Pordenone con le sue ragazze che saranno impegnate sul parquet del sistema rosa, appunto Pordenone. Qui intanto gran scarico di Scibelli che trova lungo la linea di fondo Eleonora Zizola,
ottima giocata tra le due. E Virtus Cagliari che si riporta sul meno 2,31 a 29. Dicevamo dei prossimi impegni delle due squadre, con Castelnuovo Scrivia che invece sarà impegnata sul parquet di Castel Carugate. Gabba prova a incunearsi nel mezzo dell'area virtussina e fa male perché trova solamente un'infrazione di passi, palla persa dunque dalla squadra di coach Balduzzi. 7 minuti e 50 secondi al termine del terzo quarto, con Mia Masic che gestisce questo possesso. Si va già da Ballardini, ora da Sabrina Pacilio che gestisce un po' il traffico nella metacampo offensiva. Trovata ancora Scibelli che aveva lo spazio per il tiro fuori dall'arco. Ballardini da 3 è lungo, anzi scusate è corto il suo tiro, non riesce a controllare a rimbalzo la Virtus, che poi ha comunque un buon rientro difensivo ora a Codispoti, che riesce a consegnare il pallone all'indirizzo di Gabba. Su di lei il fallo speso da Ballardini, ancora dovrebbe essere il secondo fallo di Giada Ballardini se non abbiamo visto male. Castelnuovo Scrivia ancora in zona d'attacco, secondo fallo di squadra per Virtus Cagliari con Palacios, coach Gianni Montemurro che reclama un aiuto su Palacios. Palla vagante controllata da Castelnuovo Scrivia, 5 secondi per terminare l'azione, con Bergante che non riesce a trovare la via del canestro. È già ripartita Sabrina Pacilio, uno sguardo nell'aria e poi Zizola che trova bene Cibelli, stavolta a parti invertite lo scambio tra le due. Cibelli che però si palleggia su un piede, perde il pallone in maniera ingenua. Fallo tattico speso subito da Sabrina Pacilio e coach Gianni Montemurro che corre ai ripari. Manderà nuovamente sul parquet Valentina Lusso, esce Carolina Scibelli che andrà dunque a riposare un pochino. Diciamo Lusso in campo, primo cambio del terzo quarto per coach Gianni Montemurro, mentre Castelnuovo Scrivia è in attacco con Bergante che ha servito Palacios. La palla in punta per Codispoti, si sbraccia Zizola in difesa, ora Bergante trova il centro dell'area, arresto e tiro, ottima esecuzione per l'ex playmaker del TuS Cagliari. È andata con la mano sinistra a trovare il corridoio centrale, qui è mancato l'aiuto tanto reclamato in precedenza da coach Gianni Montemurro. 2 punti facili per Bergante, ora Masic, Lusso, ancora Masic, va a cercare Sabrina Pacilio, poi un gran scarico all'indirizzo ancora di Zizola che si fa trovare al posto giusto, al momento giusto, ma qui mi sento di sottolineare la giocata di esperienza da parte di Sabrina Pacilio che ha tagliato fuori la sua marcatrice usando il fisico, e poi visione di gioco davvero importante per lei a trovare lo scarico ancora per Zizola che è entrata in ritmo nel corso di questo terzo quarto. Riepiloghiamo anche il tabellino, top scorer della gara fino a ora con 12 punti Giulia Porro. Intanto arriva un altro fallo, fischiato un fallo in attacco in questo caso, fallo in attacco per Castelnuovo Scrivia con l'azione irregolare da parte di Palacios, e questa è la chiamata arbitrale. Intanto coach Balduzzi richiama in panchina Codispoti, c'è invece nuovamente con il numero 12 Annalisa Vitari. Dicevamo delle marcatrici di questa partita, proprio Palacios è la seconda miglior realizzatrice non solo in casa Castelnuovo Scrivia ma dell'intera partita con 11 punti. Dall'altra parte invece per la Virtus Cagliari la top scorer è Carolina Scibelli a quota 8, anche 6 rimbalzi per lei. Tanto seguiamo questa azione di Ballardini, il suo tiro col semigancio è sbagliato, lotta e riesce a strappare via il rimbalzo la numero 12 Annalisa Vitari. Chiamata poi la palla contesa e la freccia che premia nuovamente Castelnuovo Scrivia, ancora in attacco sul punteggio di 33 a 31, punto in favore di chi attacca. Ora con Palacios, Castelnuovo Scrivia cerca di manovrare, si va da Bergante, si smarca ora nel cuore dell'area Gabba che però non riceve, si mette in proprio Bergante che prende un tiro da 3 punti lungo, rimbalzo di Mia Masic, sesto rimbalzo della sua partita. Mia Masic va da Ballardini a gestire ancora questo possesso offensivo della Virtus accoppiata con Vitari. Ora si va da Masic, ricezione profonda per lei che prova a usare il fisico, non trova però il canestro appoggiandosi al vetro. L'ultimo tocco è stato di una giocatrice ospite, dunque la Virtus Cagliari che potrà rimanere in attacco. Prima però c'è da mettere ordine
in casa Virtus Cagliari con coach Gianni Montemurro che ha chiamato un time out. Terminato il time out si torna a giocare al Pala Restivo di Cagliari, 33-31 il punteggio in favore di Castelnuovo Scrivia, mentre Sabrina Pacilio si mangia da sotto canestro 2 punti che avrebbero permesso alla Virtus di tornare in parità. 5 minuti e 8 secondi al termine del terzo quarto, situazione assolutamente in equilibrio, mentre la Virtus Cagliari rimane in zona d'attacco. Qui trovata sotto canestro, gran rimessa della Virtus Cagliari con Mia Masic che riesce a trovare dunque i 2 punti che valgono la parità, 33-33 qui al Pala Restivo, assoluto equilibrio, sportellate intanto sotto canestro tra Vitari e Lusso e Sabrina Pacilio che trova il pallone, recupero per la Virtus e poi fallo speso da Castelnuovo Scrivia, un po' in difficoltà in questo momento la Virtus che deve assolutamente approfittare di questa nuova inerzia favorevole nel corso del terzo quarto. Giada Ballardini lavora dal palleggio, accoppiata con Porro, si smarca fuori dai blocchi e riceve in questo momento Mia Masic, trovata poi la partenza di Lusso che gira sul perno, manda per aria un tiro difficile e sbagliato, la transizione offensiva da parte di Castelnuovo Scrivia con Gabba che fa tutto da sola, sbaglia però il canestro da sotto, Vitari fa rimbalzare il pallone sui piedi di un'avversaria con grande malizia, trova nella spazzatura della partita, come si dice in questi casi, un altro possesso offensivo, cambio per coach Balduzzi, esce Vitari, torna sul parquet D'Amico, Bergante pronta a eseguire la rimessa in gioco, si sbraccia e riceve in questo momento Palacios, la finta e poi la partenza, prova a prendere la linea di fondo, si arresta, si torna fuori all'indirizzo di Porro, ma Palacios aveva pestato la linea di fondo e dunque altra palla persa per Castelnuovo Scrivia che sta attaccando male questo punto della partita. Lo ripetiamo, Virtus Cagliari che proprio in questo momento della partita deve cercare di azzannare le avversarie, coach Gianni Montemurro che dà indicazioni alle sue ragazze con Zizola ora in punta, scambia con Sabrina Pacilio, il cambio di lato e il tiro morbido di Mia Masic, sorpasso Virtus 35-33, Codispoti pronta a tornare in campo per Castelnuovo Scrivia, intanto si scalda anche il pubblico del Pala Restivo. Virtus Cagliari in difesa, ora il tiro da 3 di Palacios è sbagliato, scavalcata però dalla traiettoria del pallone Sabrina Pacilio e poi arriva il fallo speso da Masic su Porro. Qui ingenuità da parte della Virtus, che avrebbe potuto cercare di controllare questo rimbalzo difensivo, un altro possesso che sarebbe stato importante, invece arrivano 2 liberi per Porro, già 5 i falli di squadra spesi dalla Virtus Cagliari quando mancano ancora 3 minuti e 40 secondi al termine del terzo quarto. Giulia Porro è pronta in lunetta a eseguire i suoi tiri liberi, il primo è a segno e dunque arriva a quota 13 Giulia Porro, miglior marcatrice di questa partita, 35-34 e si torna in parità a quota 35 con il 14° punto personale dunque di Giulia Porro. Virtus Cagliari in attacco, Mia Masic riceve, attende lo smarcamento di Beatrice Mastio che intanto è tornata sul parquet, ora riceve Giada Ballardini, si smarca ora Sabrina Pacilio con un tiro fronte a canestro stranamente sbagliato e nelle sue corde indubbiamente questo genere di tiro, qui non arriva il canestro da parte dell'esperta giocatrice campana. Virtus Cagliari che deve cercare di difendere magari senza commettere fallo, lo ricordiamo Castelnuovo Scrivia che può avvantaggiarsi del bonus già speso appunto dalla Virtus Cagliari, mentre attacca Bergante, trova lo spazio per la penetrazione con la mano destra, preferisce andare fuori da D'Amico, il tiro da 3 di D'Amico, un miracolo di D'Amico con la mano in faccia della sua diretta marcatrice, trova un canestro che vale il 35-38, dall'altra parte di puro orgoglio un canestro di Mia Masic che permette alla Virtus subito di rifarsi sotto sul 37-38, palla persa da Porro che voleva un fallo, qui protesta all'indirizzo del signor Spinelli di Roma.
non va nemmeno lontana dal fallo tecnico. Giulia Porro, arriva un fischio ora da parte del direttore di gara, viene richiamato ufficialmente Giulia Porro, questo fischio arbitrale al solo effetto di ritardare la ripresa del gioco. Protesta ora anche in maniera più veemente coach Balduzzi in panchina. Beatrice Mastio è pronta a eseguire la rimessa in gioco, il blocco meglio, che smarca appunto Giada Ballardini. 37-38 più 1 Castelnuovo Scrivia, 2 minuti e mezzo al termine del terzo quarto qui al pal restivo di Cagliari. Ora la ricezione da parte di Sabrina Paciglio, si smarca e riceve Mia Masic. Zizola sotto canestro, ha un buon mismatch con Porro, non viene però servita. Masic, pasticce, arriva la palla persa dalla Virtus Cagliari che manda Sabrina Paciglio a lottare a terra con Bergante. Chiamata la palla contesa, Castelnuovo Scrivia che mantiene dunque il possesso della sfera. 2 minuti e 17 al termine del terzo quarto. Directasport.it e sardegnasport.com in diretta dal pala restivo di Cagliari per questa sfida valida per l'11ª giornata del campionato di Serie A2 femminile, sfida assolutamente importante in chiave salvezza sia per la Virtus Cagliari che per la Eco Program Castelnuovo Scrivia. Qui la palla rubata da parte di Scibelli, assoluta trascinatrice, cuore grande così per lei, arriva la palla recuperata, poi il fallo speso da parte di Castelnuovo Scrivia con D'Amico che è andata a fermare il contropiede della Virtus Cagliari. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti di gioco del terzo quarto con la formazione bianco-blu che potrà avvantaggiarsi di una rimessa in zona d'attacco con Mia Masic pronta a eseguire. La ricezione da parte di Giada Ballardini, si smarca ancora Zizola, sportellate per lei che riceve ora in post medio, lavora spalle a canestro contro D'Amico, il giro sul perno e il tiro con la mano mancina, sbagliato il rimbalzo controllato da Gabba che ora rallenta le operazioni per Castelnuovo Scrivia. Ultimi 90 secondi del terzo quarto. La ricezione da parte di Porro, il blocco di Codispoti che poi taglia dentro, non viene servita invece D'Amico che prova ancora a pescare il Gioli da 3 punti, stavolta non è fortunata. Rimbalzo di Paciglio e Ballardini, anche lei al piccolo trotto in zona d'attacco. Sabrina Paciglio sfrutta il blocco di Mastio, lavora ancora dal palleggio, serve Zizola, ora Mastio ha spazio sulla sinistra, segna, subisce il fallo e andrà in lunetta per il tiro libero supplementare Beatrice Mastio. Sorpasso Virtus Cagliari sul 39-38 e libero aggiuntivo anche per Beatrice Mastio. Intanto doppio cambio per coach Gianni Montemurro, escono Ballardini e Zizola, in particolare Zizola positiva in questo suo secondo ingresso in partita. Sul parquet ci sono Laura Porcu e Carolina Scibelli che dunque termina qui il suo riposo in panchina, richiamata sul parquet quando mancano 1 minuto e 7 secondi alla terza sirena di questa partita. Beatrice Mastio converte anche il libero aggiuntivo e dunque Virtus Cagliari che ritorna sul +2, 40-38 il vantaggio per le ragazze allenate da coach Gianni Montemurro. Alla terza panchina, sulla panchina appunto della Virtus Cagliari. Intanto lavora dal palleggio Palacios, fallo in attacco su Carolina Scibelli, usa troppo il braccio esterno secondo gli arbitri. Maria Florencia Palacios, fallo in attacco e palla recuperata dalla Virtus Cagliari che mantiene saldamente l'inerzia nelle proprie mani. Intanto coach Balduzzi va vicino al fallo tecnico, continua nelle sue proteste, viene perdonato anche in questa circostanza da parte degli arbitri. La Virtus Cagliari ha già rimesso in gioco 45 secondi al termine del terzo quarto con Carolina Scibelli che si arresta. Ora Mia Masic a lavorare sulla pressione difensiva di Castelnuovo Scrivia, la finta di Masic, ora va a cercare Scibelli. Paciglio lo scambia ancora con Scibelli da sotto, 2 punti importantissimi dopo lo scambio con Sabrina Paciglio. +4 Virtus Cagliari, 42-38 ora il punteggio, 18 secondi per Castelnuovo Scrivia, la palla in punta ora con Gabba, la partenza e il fallo speso da Carolina Scibelli, dovrebbe essere il terzo fallo personale
anzi è il secondo da parte di Carolina Scibelli. Gabba che però andrà in lunetta con 2 liberi per cercare di regalare un po' di ossigeno a Castelnuovo Scrivia, che sta soffrendo questa fase della gara. Più 4 Virtus Cagliari, è segnato anche con un pizzico di fortuna il primo libero da parte di Silvia Gabba, capitano di Castelnuovo Scrivia. Intanto è pronta sul cubo dei cambi Giada Ballardini ed è pronta anche Algeri per Castelnuovo Scrivia. 2 su 2 per Silvia Gabba, che esce per far posto proprio ad Algeri. Vediamo chi sarà la giocatrice deputata a uscire in luogo di Giada Ballardini. Si tratta di Sabrina Pacilio. 13 secondi per l'attacco della Virtus Cagliari, che dunque potrà chiudere in avanti questo terzo quarto. Giada Ballardini dal palleggio, accoppiata proprio con Algeri. La virata di Ballardini che poi tenta il tiro in corsa, lo sbaglia, rimbalzo di Palacios che ha il tempo per la preghiera, non riesce però a prenderla. Finisce così il terzo quarto, più 2 Virtus Cagliari, 42-40 il punteggio su Castelnuovo Scrivia qui al Palarestivo di Cagliari. Ultima piccola pausa per noi e poi nuovamente in diretta per ultimo quarto di gioco qui al Palarestivo di Cagliari, più 2 Virtus su Castelnuovo Scrivia quando mancano 10 minuti alla fine di questa intensissima sfida importante in chiave salvezza per entrambe le formazioni. Virtus Cagliari in campo con Pacilio, Scibelli, Masic, Ballardini e Mastio. Castelnuovo Scrivia che recupera palla e si schiera sul parquet con D'Amico, Bergante, Algeri, Palacios e la numero 8 Porro. Subito una palla recuperata dunque per la formazione di Castelnuovo Scrivia. Il blocco ora di D'Amico ad avvantaggiare Porro. Porro che torna proprio da D'Amico, prova a prendere posizione Palacios che torna fuori da Porro. Il tentativo di penetrazione di Porro che trova bene lo spazio, molto brava qui la giocatrice ex Biassono a trovare lo spazio appunto per la penetrazione. 42-42 il punteggio, nuovamente parità dunque qui al Palarestivo di Cagliari. Direttasport.it, sardegnasport.com in diretta per l'11ª giornata del campionato di Serie A2 femminile. Carolina Scibelli a lavorare, spalle a canestro, anzi si trattava di Giada Ballardini, non trova però la via del canestro. Già ripartita Castelnuovo Scrivia con lo scarico di Bergante all'indirizzo di Algeri. Algeri non sa bene cosa fare del pallone, si appoggia allora a Porro, si propone per il blocco Palacios, il pick and roll tra le due con Palacios che non viene servita. Considerata irregolare qui da parte degli arbitri la difesa di Sabrina Pacilio, che va così a commettere il suo secondo fallo di questa partita. Castelnuovo Scrivia che potrà dunque usufruire di una rimessa in zona d'attacco con Bergante che è pronta a rimettere in gioco, si smarca e riceve Palacios. Il passaggio consegnato ancora per Bergante, controllata molto bene qui da Giada Ballardini. Bergante torna in punta, chiama nuovamente vicino a sé Palacios, il blocco di Palacios e l'anticipo da parte di Masic che però non riesce a controllare. Scade il cronometro dei 24 e ottima difesa davvero da parte della Virtus Cagliari, che è assolutamente presente dal punto di vista difensivo a questo punto della partita. Notizia molto confortante per coach Gianni Montemurro che, lo ripetiamo, cerca i primi 2 punti in campionato per non solo nella sua gestione ma appunto in tutto il campionato. La Virtus Cagliari ancora ferma al palo con 10 sconfitte in 10 partite, 2 vittorie invece i 10 incontri disputati per Castelnuovo Scrivia, che ha battuto nel corso di questo torneo Bolzano e Costa Masnaga. Seguiamo intanto l'azione di Sabrina Pacilio che torna fuori da Mia Masic, accoppiata con la numero 5 Bergante, non riesce a concludere a canestro Mia Masic. Riparte Castelnuovo Scrivia appunto con Bergante, ora c'è Porro, prova a smarcarsi, spalle a canestro Palacios, qui perde il controllo del pallone Porro, palla che va a finire oltre la linea di fondo. Recupero ancora da parte della Virtus che sta difendendo bene, ora dovrebbe cercare di essere più produttiva in zona offensiva e capitalizzare la mole di palle recuperate in difesa. Giada Ballardini a cercare Scibelli in punta, Scibelli su di lei difende D'Amico, ora un bel passaggio a servire Pacilio che è costretta però a tornare fuori da Scibelli. 8 secondi per l'attacco della Virtus che si deve inventare qualcosa ora con Mia Masic. Il tiro in allontanamento è sbagliato, davvero sfortunata qui Mia Masic
giocatrice croata, classe 1993, fino a questo momento è stata autrice di una prova da 12 punti complessivi, miglior marcatrice della Virtus Cagliari davanti a Carolina Scibelli, anche lei in doppia cifra a quota 10 punti realizzati. Intanto Palacios con qualche difficoltà qui, chiamata l'infrazione di palla accompagnata anche da parte di Palacios, qualche brivido intanto perché Matic era andata a cercare il pallone non trovandolo. In un primo momento avevo pensato che la chiamata arbitrale andasse a punire proprio la giocatrice croata, così non è ed è meglio dunque per la Virtus Cagliari, che può ritornare in zona d'attacco ancora in situazione di parità. 4-2 il punteggio qui al palla restivo di Cagliari, con Sabrina Pacilio che cerca e trova Carolina Scibelli accoppiata con D'Amico, non trova lo spazio per andare sotto canestro, prende un tiro in allontanamento sbagliato, non trova nemmeno il fischio arbitrale che cercava Carolina Scibelli. Tanto la penetrazione di Bergante contro due avversari e sbaglia, anche lei voleva un fallo che però non arriva. Mastio a testa bassa trova, o meglio cercava lo scarico per Masic, capisce tutto però Bergante che torna con velocità davvero prodigiosa in zona difensiva. Ora Gabba si arresta, Palacios con un comodo piazzato fronte a canestro, ma l'errore da parte della giocatrice italo-argentina. Ancora Virtus Cagliari in attacco, Sabrina Pacilio cerca e trova Beatrice Mastio accoppiata con Palacios, arriva il blocco di Scibelli che poi taglia dentro, riceve invece Pacilio che ha lo spazio per il tiro, lo sbaglia, errore sanguinoso per la Virtus Cagliari che avrebbe potuto riportarsi avanti ancora nel punteggio. Qui concesso troppo spazio a Gabba, non impeccabile qui la difesa da parte di Mia Masic che concede la penetrazione alla difesa alla giocatrice avversaria, molto brava nell'andare a concludere da sotto canestro che vale il nuovo vantaggio Castelnuovo Scrivia sul 44-42, 5 minuti e 57 secondi al termine della partita. Time out chiamato da coach Gianni Montemurro. Si torna a giocare al pala restivo di Cagliari, più 2 Castelnuovo Scrivia, quando ci stiamo avvicinando alla metà dell'ultimo quarto di gioco. Mia Masic cerca Beatrice Mastio in punta, ora la ricezione da parte di Sabrina Pacilio, cercata la ricezione profonda di Carolina Scibelli che si appoggia al vetro, ma è sfortunata anche in questa circostanza Carolina Scibelli, e attacca allora Castelnuovo Scrivia con Porro. Trovata Gabba, ora in punta, la partenza sospetta da parte di D'Amico che si butta dentro, trova il fallo da parte della difesa, il fallo commesso da Giada Ballardini. Dovrebbe essere il suo terzo fallo personale ed è così. Proprio questa la paletta alzata da parte degli ufficiali di gara. 2 liberi allora per Clara D'Amico, giocatrice in maglia numero 18, classe 1982, che segna anche con un pizzico di fortuna il primo libero, applaudita dalle compagne in panchina, applaudita anche dalla fazione di pubblico arrivata da Castelnuovo Scrivia. 2-2 per D'Amico, e allora prova ad allungare Castelnuovo Scrivia sul 46-42. Il giro sul perno da parte di Ballardini che usufruisce del blocco portato da Carolina Scibelli. Ancora Ballardini con qualche difficoltà dal palleggia troppo davvero in questo caso da Ballardini, che poi finisce col perdere il pallone. Persa sanguinosissima per la Virtus Cagliari, che ora deve cercare di reggere in difesa. Intanto coach Gianni Montemurro ha schierato la difesa a zona, prova così a mettere in crisi Castelnuovo Scrivia. Qui arriva l'anticipo di Scibelli e poi il recupero da terra da parte di Mastio, il contropiede da parte della Virtus Cagliari con Pacilio che prende la penetrazione e segna. Canestro di importanza capitale per Sabrina Pacilio, che permette alla Virtus di tornare sul meno 2 e dunque paga dividendi in questa prima azione difensiva. La zona schierata da Gianni Montemurro, qui spazio per il tiro da 3 di Porro che punisce la difesa della Virtus Cagliari, molto brava Giulia Porro che aveva un metro di spazio, non si è fatta pregare e allora arriva a quota 16 punti personali. Qui arriva intanto anche il fallo su Giada Ballardini, fallo commesso da D'Amico.
e Virtus Cagliari, che dunque aveva trovato coraggio con il canestro di Sabrina Pacilio, sconsolato in panchina coach Gianni Montemurro. I bianco-blu ricacciate indietro dalla tripla di Porro. Vedremo allora se la Virtus Cagliari insisterà con la difesa a zona. Ora la ricezione da parte di Carolina Scibelli, cerca e trova il taglio di Pacilio, ultimo tocco da parte di Gabba e dunque rimessa l'attacco per la Virtus Cagliari con 9 secondi ancora sul cronometro dei 24. Si smarca e riceve Mia Masic, su di lei la difesa di Bergante, ancora Masic a lavorare, spalle a canestro, ferma il palleggio, poi confusione ora per l'attacco della Virtus, cerca il miracolo Masic che però sbaglia anche dopo il rimbalzo d'attacco Beatrice Mastio. Momento di difficoltà per la Virtus, che ora deve cercare di non subire ulteriori danni. La difesa morbida su Bergante, che trova un comodo scarico per D'Amico a segno da 3 punti. Canestro che rischia davvero di mettere una seria ipoteca sulla partita per Castelnuovo Scrivia. 2 triple che pesano come un macigno, prima Porro e poi D'Amico. La fuga della formazione piemontese, ora sul 52-44. Coach Gianni Montemurro chiama subito time out, vuole parlare con le sue giocatrici, mancano 3 minuti e mezzo al termine della gara, c'è tempo e spazio per l'ennesima rimonta. Certo è che Castelnuovo Scrivia ha punito da par suo la difesa a zona della Virtus Cagliari, ha trovato le triple nel momento più opportuno. Andiamo anche a vedere quelle che sono le statistiche relative alle due squadre. 4 su 18 da 3 per Castelnuovo Scrivia, aggiornato in questo momento, 5 su 19 dopo la tripla di D'Amico, che sale così a quota 8 punti personali. In precedenza a Porro era giunta a quota 19 e non 16 come avevamo detto in precedenza. Precisissimo al tiro Giulia Porro, 19 punti maturati con un 3 su 3 da 2, 3 su 6 da 3 punti e 4 su 4 ai tiri liberi, con anche 3 rimbalzi e un assist per lei. Ora tenta ancora una reazione d'orgoglio la Virtus Cagliari con Ballardini, non trova lo scarico per Scibelli, altra palla recuperata da Castelnuovo Scrivia, che ora davvero sta mettendo le mani su questa partita. Tornata sul parquet Vitari, la palla che torna per le mani del capitano di Castelnuovo Scrivia. Ora D'Amico dall'angolo, ancora a segno, e allora si spegne il lumicino della speranza per la Virtus Cagliari, che scivola sul meno 11, 55-44, quando mancano 2 minuti e 45 secondi al termine della partita. Qui Scibelli lavora bene col piede perno, ma Castelnuovo Scrivia ha davvero le mani sull'incontro. Una pioggia di triple, prima Porro e poi i 6 punti realizzati da D'Amico con la sua mattonella dall'angolo a punire la difesa della Virtus Cagliari. 55-46 il punteggio. Ora Vitari non riesce a ricevere, ancora generosissima Beatrice Mastio a propiziare un altro recupero. Qui cercata la transizione da parte della Virtus con Mia Masic, sporcato il pallone, rimessa in zona d'attacco per la giocatrice croata. 2-2 il conto dei falli, entrambe le squadre dunque ancora lontane dal bonus. Il tiro da 3 mandato per aria da Masic, il rimbalzo d'attacco dopo l'errore da parte di Carolina Scibelli, ancora Masic che cercherà presumibilmente l'azione personale, gira sul perno, va a cercare palla a Bergante, viene punita dal fischio arbitrale che permetterà alla Virtus Cagliari di rimanere in zona d'attacco con 14 secondi ancora per l'attacco. 55-46, meno 9 per le ragazze di coach Gianni Montemurro, che hanno condotto la partita rimanendo anche davanti per larghi tratti, poi sono scivolate sotto. E ora Sabrina Pacilio prova a regalare nuovamente ossigeno con questo piazzato fronte a canestro che viene ingoiato dal ferro. Qui il recupero di Scibelli, ma si getta a terra. Vitari recupera, poi la tripla sbagliata da Castelnuovo Scrivia. C'è ancora speranza
per la Virtus Cagliari, che deve assolutamente capitalizzare questo possesso offensivo con Sabrina Pacilio, ribalta il lato in direzione di Masic, ora Scibelli accoppiata con Vitali, cerca ancora l'1 contro 1 e poi viene murato però il suo passaggio, recupera Masic, il tiro da 3 affrettato perché stava scadendo il cronometro di 24, il pallone vagante recuperato da Vitali, su di lei c'è subito il fallo speso da Sabrina Pacilio. 1 minuto e 11 secondi al termine della gara, più 7 Castelnuovo Scrivia sul 55-48, press a tutto campo ordinata da coach Gianni Montemurro. Ora il possesso gestito da Bergante che chiama lo schema a testa, la difesa aggressiva su di lei da parte di Giada Ballardini, riceve in questo momento D'Amico, il passaggio dentro a cercare e trovare ancora Vitali, attacco molto ben costruito da parte della formazione di coach Balduzzi che riguadagna così il più 9, 57-48 con Masic, il tiro con il fallo a segno Mia Masic che avrà ancora un libero aggiuntivo. Intanto ci prepariamo per andare in campo a raccogliere le impressioni a caldo dei due tecnici. Piccolo cambio microfono. Realizzato il libero aggiuntivo da parte di Mia Masic, 40 secondi al termine, 51-57, meno 6 Virtus Cagliari con Vitali, non spende ancora il fallo la Virtus Cagliari, D'Amico e ora Bergante. Coach Gianni Montemurro è sconsolato in panchina, chiede di commettere un fallo magari su una giocatrice che non abbia altissime percentuali ai liberi. Arriva il fallo speso su Bergante che non potrà però ancora andare in lunetta, era il quarto fallo di squadra da parte della Virtus Cagliari. E dunque rimessa dal lato per la formazione di Castelnuovo Scrivia che attacca sul più 6, 25 secondi al termine, vicino alla terza vittoria in campionato Castelnuovo Scrivia. Qui viene speso il fallo da Sabrina Pacilio su Giulia Porro, quarto fallo di Sabrina Pacilio, applaude, non si vuole arrendere coach Gianni Montemurro. Due liberi intanto per Giulia Porro, 22 secondi al termine. Servirebbe davvero un'impresa, un miracolo alla Virtus Cagliari che ci ha creduto e ha lottato alla pari con Castelnuovo Scrivia per 35 minuti direi, ma poi è finita sotto dopo una grandinata di triple da parte della formazione ospite. Sbagliato intanto il secondo libero da parte di Porro, allora la Virtus Cagliari che ci riprova con orgoglio, qui sputata dal ferro la tripla di Sabrina Pacilio, poi subito il fallo commesso su Bergante che andrà in lunetta con due liberi ed è dunque praticamente terminata la contesa sul più 7 Castelnuovo Scrivia, 9 secondi al termine. È D'Amico, non Bergante, che ha subito il fallo e dunque potrà sigillare dalla lunetta il successo di Castelnuovo Scrivia. Si profila l'11ª sconfitta in campionato purtroppo per la Virtus Cagliari che proprio non riesce a sbloccarsi nel corso di questo campionato. Una sconfitta diversa dalle altre due della gestione Montemurro, maturate contro squadre di caratura superiore, in particolare a Milano. La Virtus Cagliari era stata a un passo dalla vittoria soffiata nel finale dal miracoloso canestro realizzato da Pozzecco. Realizzato il secondo libero, più 8 Castelnuovo Scrivia, 59-51. Masic, poi Scibelli solo per l'orgoglio, la Virtus Cagliari, airball da parte di Scibelli. Allora finisce così, terza vittoria stagionale per Castelnuovo Scrivia che sbanca il Palarestivo di Cagliari con il punteggio di 59-51, 11ª sconfitta stagionale purtroppo per la Virtus Cagliari che proprio non riesce a sbloccarsi in questo torneo. Una sconfitta diversa questa dalle altre due, per 35 minuti pienamente in partita avete provato la difesa a zona e proprio in quel momento Castelnuovo Scrivia ha punito dall'arco. Sì, ci ha punito nel cambio della difesa, abbiamo provato a alternare uomo-zona, cercare di mettere in difficoltà, specialmente per Porro, ma non c'è stato verso. Oggi forse è mancato un pizzico di cattiveria, quella determinazione che abbiamo avuto nelle partite sia con Vicenza sia a Milano. È un vero peccato perché questa è un'occasione che ci mette in serie difficoltà per il proseguo del campionato.
Vedremo un po' adesso, parleremo con le ragazze, parleremo con la società, vedere un attimino cosa possiamo fare, cercare di interrompere questa striscia negativa che si sta portando veramente in un brutto posto, un brutto momento. C'è scoramento, c'è anche rabbia, era un'occasione d'oro questa, ovviamente ne siete consapevoli, a questo punto si fa veramente difficile. Eh sì, perché era in diretta concorrente alla retrocessione, avevano 4 punti, una squadra che oltretutto alla nostra portata, tranquillamente, avete visto, niente di eccezionale, a parte 2 buone giocatrici, Porro, Bergante, ma comunque anche la Lunga. Abbiamo cercato, preparato anche la partita in settimana, cercando di limitare Porro perché è la più pericolosa delle giocatrici che hanno, però non riusciamo, in questo momento la forza di questa squadra è questa, non riusciamo a prendere poi il via anche per cambiare i ritmi della partita, andiamo sopra di 4, poi ci facciamo prendere, abbiamo un po' di scoramento, poi ci riprendiamo, ma anche forse un po' di determinazione, un po' di mentalità vincente in questo momento qua. Sensazione che sia mancato anche un pizzico di precisione nel capitalizzare le molte palle recuperate, perché a un certo punto della partita avete difeso molto bene, con grande aggressività, con grande generosità, però dall'altra parte in attacco mancava sempre un pizzico di precisione, di malizia per provare a guadagnare un vantaggio. Sai, è sempre il problema che ci stiamo portando avanti all'inizio del campionato, non abbiamo oltretutto un terminale forse offensivo valido che ci possa risolvere la partita, come può essere l'apporto della situazione di oggi, ma a Milano c'era Maffenini, a noi manca veramente il terminale finale, quella che butta dentro, alla fine la butta dentro, poi chiaro difendi, ma se poi non fai mai canestro diventa difficile anche tenere oltretutto 40 minuti in difesa con intensità, non è facile con i cambi che abbiamo, con la squadra che abbiamo, ci riproviamo, ma niente, la fortuna non ci vuole bene oggi. Coach di Castelnuovo Scrivia che vince quest'oggi una partita molto importante, era praticamente uno spareggio salvezza, voi l'avete vinta mostrando grande maturità, è stata una lotta per 35 minuti, poi la Virtus ha provato la difesa a zona e lì sono salite in cattedra le vostre tiratrici Porro ma anche D'Amico. Sì, era una partita per loro credo forse da ultima spiaggia, almeno adesso è ancora lungo il campionato, però sicuramente era una partita importantissima. Per noi è una partita importante per risalire in classifica e soprattutto per tenere dietro un avversario di 6 punti che poi verrà anche a casa nostra al ritorno. È chiaro che noi sapevamo che loro sono una squadra dove Masic e Scibelli sono le punte di diamante. Abbiamo fatto degli errori nel secondo tempo perché per andare a raddoppiare queste giocatrici abbiamo concesso 3 canestri facili a Zizzola e lì abbiamo commesso degli errori. Poi sulla zona devo dire che la partita era in equilibrio, a volte quando cambio una difesa, io l'ho fatto con Verona sabato, sono andato a zona, ho preso il parziale, oggi l'hanno fatto loro e l'abbiamo fatto noi, a volte succede che lo fa anche chi si mette a zona, dipende, noi oggi D'Amico in quei momenti lì e Porro sicuramente sono state importantissime. Palacio ha giocato molto bene all'inizio, poi rientra da un infortunio, non aveva i 40 minuti per giocare e comunque ci hanno dato una mano le altre. Eravamo un po' penalizzati con Vitari che ha fatto 3 falli subito, però devo dire che Bergante ha fatto una gran partita anche lei. Pur avendo noi Gabba che aveva un problema al ginocchio, non si è allenata in settimana e non è stata la Gabba solita, però anche loro, mi sembra che anche Masic avesse un problema fisico anche loro. Però per noi era una partita veramente importante perché non abbiamo mai vinto in trasferta chiaramente e perché era veramente una partita dove Cagliari con questa vittoria poteva sicuramente rilanciarsi, così io credo che noi prendiamo un po' di fiducia anche per giocare le prossime partite. La prossima è un altro spareggio perché andiamo a Carugate, però credo che la squadra stia crescendo e poi vediamo che cosa succederà da qui in avanti. Però Palacio è la terza partita che gioca, quindi stiamo inserendo anche una giocatrice su cui noi facevamo molto affidamento. Vittoria che vale praticamente 4 punti questa, possiamo un po' riassumere così la situazione. Chiedo un'impressione da esterno anche sulla Virtus Cagliari, formazione che forse non vale i 0 punti in classifica. No, io avevo avvisato le ragazze, secondo me Cagliari meritava di più perché a Milano ha perso una partita praticamente già vinta, a Vicenza se l'è giocata, io credo che ci siano giocatrici di categoria, perlomeno il quintetto sicuramente, magari diciamo che forse sulla lunga non proprio di eccellenza, però non è che in giro ci siano delle squadre, io credo che sia un quintetto di tutto rispetto. Secondo me Cagliari se non molla io credo che sia superiore a tante squadre. Io poi dall'esterno non posso giudicare i problemi che ci sono all'interno di una squadra, però
io credo seriamente che questa sia una squadra con dei valori importanti. Oggi comunque, grazie anche alla panchina, già giocatrici che sono entrate, si sono messe a disposizione, hanno fatto dei falli, hanno cercato di far riposare quelle più forti, sono rimasti comunque anche loro in partita anche per quello. Però io credo veramente che Cagliari sia un avversario importante. Io non credo che Cagliari sia una squadra da 0 punti, poi non lo so, da dentro bisogna capire quali sono i problemi, se ci sono stati infortuni, se hanno avuto poi magari anche un po' di sfortuna. Credo che forse in casa qualcosa in più bisogna costruirlo. Noi ad esempio non giochiamo in casa perché giochiamo a Tortona e ci alleniamo a Castelnuovo, quindi giochiamo fuori casa anche lì, e quindi io spero che da gennaio, come sembra, possiamo tornare a giocare a Castelnuovo, perché vorremmo tornare a giocare nell'impianto dove ci alleniamo tutte le settimane. Insomma, il fattore campo sarà importante anche per voi. Grazie mille a coach. Sì, anche perché ci saranno da giocare i play-out sicuramente, io non credo che sia una cosa diversa per noi, almeno me lo auguro, ma non credo che sarà così. Anche un po' di scaramanzia per coach Balduzzi, grazie mille, in bocca al lupo anche a Castelnuovo Scrivia per il prosieguo di questa stagione. Io vado a chiudere questa diretta dal Palarestivo di Cagliari, ringrazio Andrea Farris che ha curato le immagini e la parte tecnica relativa a questa diretta, saluto anche coloro i quali ci hanno seguito da Castelnuovo Scrivia e vi do appuntamento ai prossimi eventi targati directasport.it e sardegnasport.com. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport